28 anni, ho i denti. Una giornata splendida, favolosa, veramente un grande onore per la Sardegna avere qui l'equipe moldava del dottor Palmas. Bellissima, ho rincontrato voi e tutti gli altri amici e quindi ci siamo divertiti, abbiamo anche imparato un po' di cose nuove grazie al dottor Palmas e vabbè, è stata una bella rimpatriata, la verità è questa. Molto altruismo sia da parte nostra che anche da parte vostra e questa è una cosa piacevole. Mi chiamo Gianmario Fredda, sono un assicuratore ormai da più di 40 anni, sono nato in Sardegna. I miei problemi con i denti sono iniziati una trentina di anni fa, cioè avevo sempre dei problemi, ero sempre dal dentista e continuavo a spendere dei soldi ma in effetti non arrivavo mai a una soluzione definitiva. Ho speso, ma non li conto, ma senz'altro sono più di 30-40 mila euro e con il problema alla bocca. Una situazione grave, una situazione estrema. Sopra lui aveva una protesi mobile, giù 4, 5, 6 denti. Il paziente è venuto a noi deluso perché tutti all'estero non gli ha dato nessuna soluzione. Nonostante io sia un paziente a rischio, perché ho problemi di cuore e questo è un grosso problema per qualsiasi tipo di intervento. Quando sono venuto qui, per me, io ho trovato l'eccellenza, no? Perché non me l'aspettavo così grande, ecco. Per me siamo al top, no? Per cui che se ne dica, non so se in Europa esiste una cosa di questo genere. Sono soddisfattissimo, entusiasta e non c'è solo la professionalità del medico, c'è di più. Sono venuto con l'intenzione di fare solo la parte superiore. Mi è stato consigliato quando sono venuto qua che è meglio farle insieme per una questione di lavoro migliore. La seconda volta che sono venuto ho fatto gli impianti sia sotto che sopra perché ho subito 2 interventi nel giro di 2 giorni. Ho avuto un'operazione al cuore, quindi alla valvola aortica e penso di essere un paziente difficile per una situazione di questo genere per voi, però anche sotto questo aspetto mi sono sentito molto rassicurato perché intanto mi avete fatto fare la visita cardiologica, mi avete accompagnato voi con una persona a fare un elettrocardiogramma, a vedere, quindi nonostante io avessi portato la mia documentazione, non ve ne siete stati, mi avete rassicurato perché voi volevate essere sicuri che le cose si potevano fare. Ho avuto uno svenimento perché non riuscivo a frenare la perdita di sangue in seguito all'intervento, per cui ho avuto uno svenimento e qui devo elogiare e fare una nota di merito anche perché nella gestione dell'emergenza vi siete comportati così come in fondo mi aspettavo. Noi abbiamo risolto questo caso estremo con la tutta squadra e adesso il paziente ha denti fissi, può mangiare, può sorridere, può vivere una vita normale. In ultimo viaggio lui già era contento, non era deluso, perché lui sapeva che tutto andrà bene e in sicure mani. Per noi è importante che il paziente sorride
e Faida Gianmari è un caso che dimostra questo. Sono arrivato alla fine del mio percorso, ho finalmente i miei denti e sono veramente soddisfatto. L'altro ieri mi hanno messo i definitivi, dopo vari consulti c'era un team di medici che praticamente assieme a me si guardava se la perfezione del dente, se andava bene. Poi ieri sera sono andato a mangiarmi una pizza assieme ad amici con la logistica e quella è stata la sensazione più bella perché erano anni che non masticavo e tagliare la pizza con la parte laterale sinistra e la parte laterale destra che non li ho avuti, non li ho mai avuti, è un taglio così perfetto, è una masticazione così, cioè io sono veramente soddisfatto. Suona anche bene, lo sento molto, mi sono confrontato con Paola sulla battitura dei denti e non so quale sia migliore, se il suo o il mio. Devo dire che ho raccontato la mia esperienza anche al mio medico che mi segue, cardiologo, e mi ha detto: ma che bella esperienza, questa è da raccontare, da dire, da scrivere. Quando ti trovi bene, se vai a mangiare in un ristorante, ti trovi bene, ti trovi da Dio, cosa fai? La prima cosa che vai a mangiare là perché e qui è uguale, è la stessa cosa. Qui io mi sento in questo atteggiamento. Ecco. Grazie a voi, veramente. Allora, la paura era tanta, nel senso che io ho fatto gli zigomatici, quindi è un intervento anche abbastanza importante. No, direi che già dopo l'intervento ho capito che c'era la professionalità e quindi il resto, voglio dire, uno dopo affronta le cose in maniera un pochino più tranquilla. È chiaro che il dolore un po', non è perché siamo in Moldavia che non si sente proprio nulla, però devo dire che loro sono bravi e attenti. Che cosa sei venuto a fare stavolta? Il tatuaggio? No, scherzo. No, sono venuto a fare i definitivi. A fare i definitivi, direi che sta procedendo bene. Adesso chiaramente ho ancora una protesi, diciamo, però sta funzionando bene. Dunque, chi mi ha operato è Andrei. Meccanico e Michele, protesista Michele, molto bravi tutti e due, sì. Molto pignoli, molto precisi. Sabato Michael, come si chiama, hai detto? È venuto apposta per me, c'aveva anche la famiglia, il laboratorio era chiuso e ha aperto per me, quindi un bel regalo. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. È bello, è perfetto, non si vede troppo,